Dopo la rissa, gli indagati per l'aggressione di via Castelmenardo a Treviso salgono a 6. L'appello del sindaco al ministro Nordio: senza pene severe è tutto inutile. Ieri sera altra violenza in via Collalto, residenti esasperati. Intanto, mentre sul tema sicurezza il presidente provinciale di Fratelli d'Italia cerca di calmare le tensioni annunciando un incontro con Conte, Fabio Crea torna all'attacco. Dal sindaco parole offensive: non può farmi tacere. Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto che proviene dal senso opposto. Grave incidente in un sottopasso di Resana, 51enne è gravissimo, all'ospedale. Motonave contro Vaporetto, ipotesi guasto nell'inchiesta della Capitaneria di Porto. Il comandante del Lancione: sono affranto e preoccupato per i feriti. Sondaggio di Affari Italiani: Zaia resta il presidente di regione con il più alto indice di gradimento e Salvini annuncia al tavolo del centrodestra: ho chiesto di spostare le elezioni al 2026. È giusto che sia lui ad accendere la torcia olimpica di Cortina. C'è la denuncia di Daniele, affetto da una malattia rara degenerativa ma con un lavoro e la voglia di vivere. Eppure la burocrazia non gli riconosce le agevolazioni fiscali di cui avrebbe diritto. Oltre 1000 Babbi Natale hanno invaso la città per l'edizione 2024 della Christmas Run, una ventata di colore e allegria, ma anche un augurio di pace e speranza per questo Natale. 2 vittorie per la Treviso Sportiva. Benetton Rugby batte all'ultimo minuto per 22-21 gli inglesi del Batin Champions Cup e continua il momento positivo del Treviso Calcio, che al tennis alla meglio sul Lignano. Intanto le vecchie glorie del Treviso Calcio hanno omaggiato con una serata a Marcord lo storico ristoratore Dino Caramella a Villorba, pronto ad andare in pensione dopo 55 anni ai fornelli. Il telegiornale di Treviso in diretta, buonasera, ben ritrovati. Partiamo su quanto accaduto la sera del 12 di dicembre. C'è un ragazzo che continua a lottare tra la vita e la morte all'ospedale. Intanto gli indagati salgono a 6 e ci sono diversi minorenni in questo gruppetto. Partiamo da qui. Ora dopo ora il cerchio si stringe, la squadra mobile di Treviso è sempre più vicina alla ricostruzione di quanto accaduto la sera del 12 dicembre in via Castelmenardo. Oltre alla 19enne di Ponte di Piave e alla 17enne trevigiana accusate di tentato omicidio per il colpo sferrato con una bottiglia di prosecco alla gola del 22enne che continua a lottare tra la vita e la morte in ospedale, oltre al 15enne identificato ieri sera, sono emersi gravi elementi di indagine nei confronti di altri 3 giovani, 2 appena maggiorenni, una ragazza minorenne. Sono direttamente coinvolti nel ferimento del ragazzo. Il numero degli indagati sale dunque a 6 e mentre la città si sveglia con la notizia dell'ennesimo episodio di violenza nel quadrante tra Piazza Borsa e via Collalto, il sindaco Mario Conte torna a chiedere di non cedere alla paura, ma ammette difficile pensare di poter mettere altre forze in campo oltre a quelle già presenti. Sono diversi i giovani che vengono identificati anche più volte nel weekend, racconta. Per loro non esiste alcun intervento possibile se non quello delle famiglie. Non deve prevalere la paura, nel senso che le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro enorme, tant'è che insomma, i responsabili di questi comportamenti sono già stati di fatto tutti individuati e adesso la questura sta procedendo. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni e soprattutto reagire da comunità, quindi riprendiamoci gli spazi, non lasciamoli a questi ragazzi e soprattutto ognuno di noi deve avere un occhio di riguardo nei confronti dei più giovani. Non sarà la repressione delle forze dell'ordine né l'ordinanza del sindaco, già calata peraltro su via Collalto, a guarire una situazione, chiarisce. Serve la certezza della pena, questa è la verità, nel senso che oggi da un punto di vista normativo ci sono dei vuoti che vengono cavalcati da quelle persone che ben conoscono le norme e soprattutto ben conoscono l'impunità al quale vanno incontro. È per questo che con i capigruppo noi ci vogliamo rivolgere all'amico ministro Nordio, che è molto sensibile al tema, e anche al ministro Piantedosi, perché se vogliamo combattere questa piaga sociale dobbiamo avere gli strumenti normativi e soprattutto le persone devono essere consapevoli che se sbagliano pagano e pagano tanto. Per Conte è buona la risposta del lavoro interforze. Le immagini delle telecamere disseminate in città hanno dato l'impulso alle indagini coordinate dal dirigente Luca Lovero. Dobbiamo però, continua, occupare diversamente il tempo di questi ragazzi. Io lo dico, mi metto in gioco in prima persona come sindaco, però serve l'aiuto fondamentale dei genitori che quando vengono richiamati dalle forze dell'ordine almeno devono fare lo sforzo di venirsi a prendere i loro figli dopo che hanno combinato casini, e invece a volte non hanno il tempo nemmeno di questo. Io sono il primo a essere dispiaciuto e ferito da quanto è successo in questi giorni nella mia città. È altrettanto vero che non possiamo, a causa di un episodio, dimenticare quanto di buono stiamo facendo. Allora
Andiamo a ieri sera con la cronaca di quanto accaduto in via Collalto, ennesima rissa scatenata da zio e nipote che hanno preso a cinghiate il fratello di quest'ultimo. La ripercorriamo con le immagini. La rissa, solo l'ultima in ordine di tempo, scoppia che non sono nemmeno passate le 22. A chiamare la polizia sono in 3: il titolare del kebab di via Collalto, cui un ragazzo aveva appena spaccato il vetro, Angelo, il titolare del bar accanto, e questo ragazzo. Siamo rinchiusi dentro perché ovviamente la situazione non era delle migliori e uno ha tirato via anche la cintura, cioè insomma si sono presi abbastanza a botte. La situazione ritorna alla normalità un'ora dopo. In via Collalto ritorna la movida. Dopo le volanti a presidiare la via ci sono i carabinieri. Erano due e un terzo che vuole separare e basta. Queste robe succede tutti i giorni qua a Treviso. Un'altra rissa era scoppiata poco distante, immediato l'intervento delle volanti. La titolare dello storico ristorante Alfredo, a pochi passi dall'accaduto, parla di serata impegnativa, di clienti fatti uscire ed indirizzati dalla parte opposta, ma testimonia anche di un presidio del territorio importante. Personalmente posso dire che la risposta c'è e c'è sempre stata. Ieri è stata una serata impegnativa, e parlo da ristoratrice, ma con la comprensione di tutti i clienti. Non è accusando che risolviamo il problema, è nella prevenzione e soprattutto nella sinergia. Il problema c'è, il problema è reale, lo viviamo, ma non posso dire che non ci sia risposta. Immediatamente identificati i responsabili. Si tratta di un 35enne e di un 21enne, rispettivamente zio e fratello della persona offesa, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sono stati denunciati per lesioni aggravate. Entrambi hanno precedenti penali e di polizia. Il giorno dopo in via Collalto restano i segni dei bagordi tra cestini e fioriere rotti e residenti che non hanno voglia di parlare. E poi c'è lo scontro tra Fabio Crea e il sindaco Mario Conte sul tema della sicurezza, che si arricchisce di un nuovo capitolo proprio nel giorno in cui il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, cerca di gettare acqua sul fuoco delle polemiche, annunciando un incontro con il primo cittadino. L'avvocato meloniano replica duramente alle parole di Conte ieri ai nostri microfoni. Anche gli episodi di ieri sera dimostrano che non erano tanto le sparate di Crea, ma sono delle situazioni reali. Però il sindaco è evidentemente abituato, soprattutto nei confronti del sottoscritto, a non rispondere, perché probabilmente avrebbe imbarazzo a rispondere sui contenuti delle critiche o delle fotografie che io faccio sulla realtà. Sembra di essere tornati al fuoco di fila di 2 anni fa e le fiamme non accennano a diminuire mentre la confusione regna sovrana. In queste ore il comunicato del presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Le sollecitazioni da parte dell'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, ma soprattutto uomo impegnato da anni sul tema della sicurezza, mirano ad aprire un dibattito costruttivo nella comunità trevigiana. Peccato che nelle stesse ore Crea sia tornato all'attacco dopo che il sindaco Mario Conte si era espresso duramente in merito alle sue considerazioni sulla sicurezza. Polemiche a orologeria, le frasi di Conte ai nostri microfoni, Crea non si smentisce, siamo abituati alle sue uscite, segni di una credibilità che sta scemando. Troppo perché non si arrivasse alla nuova risposta. Io ho parlato come cittadino, penso di averne legittimazione come tutti i cittadini. È altamente offensivo che un sindaco si permetta di rispondere a livello personale, non sui contenuti, alla critica di un cittadino. Altre volte il sindaco Conte ha ritenuto che il sottoscritto non potesse parlare come libero cittadino. Non sono un dirigente del partito, per cui continuerò a parlare se lo ritengo come libero cittadino. Se Mario Conte leggesse non soltanto le sue dichiarazioni sui giornali, ma leggesse quelle che sono le dichiarazioni dei cittadini e dei commercianti, avrebbe la percezione di quella che è la situazione in città e comunque quello che è il desiderio dei cittadini e le lamentele dei cittadini. Insomma, da una parte benzina sul fuoco, dall'altra acqua sul fuoco. Nessuna crisi di maggioranza o attacco alla maggioranza, nessuna frizione interna, ribadisce infatti Borgia. Quello che è certo è che serve fare fronte comune e annuncia: ho chiesto un vertice con il sindaco Conte per superare queste incomprensioni qualora ci fossero e offrire il nostro contributo a un lavoro ancora più sinergico per affrontare questo problema così delicato. Tutto questo mentre Crea va avanti come un caterpillar. Così come ho fatto dal 2020 insieme ad altri residenti di una determinata zona di Treviso, 2020 abbiamo inviato molte
segnalazioni, molte richieste, molte indicazioni di soluzioni all'amministrazione, o sono tutte segnalazioni finite nella spam dell'amministrazione o forse non sono state ritenute legittime. E per la stoccata finale confeziona un Amarcord datato 2017 in piena amministrazione Manildo. A gennaio 2017, a ottobre 2017, sia la Lega che l'allora consigliere di minoranza Conte organizzavano gazebbi in via Roma per protestare del problema sicurezza contro l'amministrazione Manildo. Mi pare che la situazione si sia capovolta. Noi in città restiamo, questa volta il tema è quello del traffico, l'assalto al centro storico nel penultimo weekend prima di Natale riporta d'attualità il tema dei parcheggi, soprattutto del Park Vittoria. Solo uno dei tanti parcheggi selvaggi che hanno caratterizzato la penultima domenica prima di Natale in città. Il carro attrezzi arriva prima delle 12, le due auto parcheggiate tra ciclabile e marciapiede rischiavano di interdire il passaggio ai mezzi pubblici. Diverse le multe staccate dagli agenti di polizia locale. Auto a passo d'uomo entrano in città con il blocco del traffico in Calmaggiore e così il Duomo è preso d'assalto. Oggi ce n'è tanto veramente. Quando ci sono dei mercatini o delle iniziative così, questa via è sempre intasata, sì, confermo. Dovrebbero muoversi tutti quanti in bicicletta se possibile. Io ho un'idea, ma non si può fare perché i commercianti, questo e quell'altro, però effettivamente la gente non riesce a capire che dovrebbero parcheggiare fuori, farsi due passi a piedi. D'altronde o chiudono il centro e se no tutti vogliono la comodità e quindi succede questo. Poi questo è un po' parcheggi un po' fantasiosi, un po' esagerati. Per chi sceglie i mezzi pubblici denuncia un edicolante del centro, il biglietto è acquistabile soltanto presso i tabacchi. Che però la domenica sono chiuse? Che però la domenica sono chiuse, per cui non ci troviamo in difficoltà a dover spiegare a turisti che spesso parlano male l'inglese a dove possono rivolgersi. Una stima di oltre 150.000 presenze in città soltanto nella giornata di oggi, richiamate anche dalla corsa dei Babbi Natale. Sono 380 gli stalli disponibili al Patinodromo, 800 quelli al Foro Boario, 550 al Park Dannegro, 400 al Metropark della stazione. Una situazione che riporta all'attualità il tema dei parcheggi in città, con l'ipotesi del Park Vittoria. Io che abito in via San Nicolò, se non fanno grandi danni, ma ho paura che toccare là siano dei problemi. Se si potesse fare bene, sì. Anche il Macello, il parcheggio, quello fuori dallo stadio, ha fatto un bel 3 piani, 4 piani, chiudendo poi il centro, quello sì aiuterebbe. Poi la gente si abitua. Probabilmente c'è bisogno di qualche parcheggio in più, insomma, sì, senza entrare nella polemica sul Park Vittoria, ma sì. C'è la cronaca con un incidente che è accorso oggi dopo pranzo. Un uomo è scivolato sull'asfalto e si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dalla parte opposta. Grave incidente nel sottopasso. Siamo in via Musona, Resana, in sella alla Maotto, un 51enne del posto alla guida dell'auto, un 60enne. Il Centauro è stato portato d'urgenza in ospedale a Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Le indagini sullo schianto sono affidate ai carabinieri di Castelfranco e di Resana. La cronaca ci porta poi a darvi conto dell'intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Revinelago per spegnere le fiamme divampate all'interno di una legnaia con annesso ricovero attrezzi e garage. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano e Vittorio Veneto con 2 autopompe, un autobotto, un modulo antincendio e 10 operatori. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Poche ore prima invece ad Altivole i pompieri erano intervenuti all'interno di un'abitazione per soccorrere 2 persone rimaste intossicate dal fumo. A prendere fuoco sarebbe stata una delle stanze da letto dell'abitazione sul posto. Anche qui più squadre e il SUEM 118. E con la cronaca andiamo a Venezia. Parla Corrado Ballarini, il comandante della motonave che si è schiantata contro il vaporetto a Sant'Elena. La sua preoccupazione oggi è per i feriti. La donna più grave è stata operata d'urgenza e trasferita dall'Angelo di Mestre. Colgo l'occasione che mi dà Antena 3 per essere dispiaciuto dell'accaduto
e che i passeggeri che sono stati feriti io auguro che si rimettano al più presto e che non abbiano avuto grossi danni personali. Per quel che mi riguarda io resto a disposizione sia della Capitaneria di Porto e di tutti gli enti che hanno bisogno della mia presenza. È a fronte preoccupato per le condizioni dei feriti Corrado Ballarini, il comandante di lunga esperienza della motonave Osvaldo e socio della compagnia privata di navigazione che sabato si è scontrato con un battello CTV di linea 1 a ridosso della fermata CTV di Sant'Elena a Venezia. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente in laguna e tra le ipotesi c'è naturalmente anche quella di un guasto tecnico della motonave. La donna di 44 anni, rimasta ferita più gravemente, ieri è stata operata d'urgenza all'ospedale civile per agire sulle lesioni interne subite che sono state accertate e è stata trasferita all'ospedale Arangelo di Mestre. Le sue condizioni sono stabili. Tutti gli altri 4 feriti sono stati dimessi, 2 dopo essere stati medicati sul posto dal personale del 118, altri 2 dopo il trasferimento in pronto soccorso al civile e stanno meglio. Ballarin, dopo una notte insonne, racconta di essersi recato stamattina in ospedale al civile nella speranza di potersi sincerare di persona delle condizioni dei feriti e portare così la sua vicinanza. Inoltre, egli stesso, di sua spontanea volontà, si è sottoposto, nonostante non fosse richiesto dalle autorità, a tutti gli accertamenti per fugare ogni dubbio sul suo stato psicofisico. Ora continuano le indagini da parte della Capitaneria di Porto, ancora oggi sul posto. Purtroppo è stato un incidente sicuramente non voluto né da me né dall'altro comandante sinceramente della CTV. Ripeto, resto a disposizione e niente, colgo l'occasione solo per augurare il meglio a chi purtroppo ha avuto questo infortunio. Siamo alla politica nel giorno in cui il governatore Luca Zaia si conferma il presidente di regione con il più alto gradimento d'Italia, con il 66,8% secondo il sondaggio dell'Istituto Demoscopico Lab 21.01 affariitaliani.it a Milano. Il segretario federale Matteo Salvini, impegnato nel congresso della Lega Lombarda, fa capire che lo slittamento delle regionali al 2026 potrebbe essere una realtà. Lo ascoltiamo. Ci sono alcune regionali in calendario per l'autunno 25, Veneto, Marche, Toscana, Puglia, Campania e Valle d'Aosta. Io ho proposto al tavolo del centrodestra di spostarle a primavera 2026, perché votare in autunno sotto la neve, sotto l'acqua o in tempi di legge di bilancio è sempre un casino, e anche perché siccome le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 le ha volute la Lega, le ha ottenute la Lega, le ha governate la Lega, le sta costruendo la Lega e le stanno portando avanti 2 governatori, Attilio Fontana e Luca Zaia, mi sembrerebbe giusto che Luca Zaia potesse accendere la fiaccola olimpica a febbraio 2026. Vi raccontiamo la storia di Daniele, affetto da una malattia rara, degenerativa, con un lavoro e la voglia di vivere una vita normale. Una delle tante storie in cui la burocrazia ti mette degli ostacoli davanti. A lui non sono state riconosciute le agevolazioni fiscali che meriterebbe di avere. Sono abbastanza stufo, mi sto arrendendo ed è una situazione in cui a un certo punto non confidi più nello Stato, nei servizi pubblici, perché è inutile lottare e perdere energie. A questo punto ti conviene andare avanti finché puoi, anche spendendo di tasca tua. Daniele, 39 anni, una malattia rara diagnosticata quando di anni ne aveva soltanto 18, malattia che gli sta togliendo tutto e che ha scatenato nel suo avanzare altre patologie con cui dover convivere, il piede amputato, un defibrillatore al cuore. Eppure Daniele non si è mai arreso, ha un lavoro stabile e guida, e proprio nel rinnovare la patente racconta di essersi scontrato contro una burocrazia miope e a tratti crudele. Pur avendo fatto l'iter previsto per avere una patente di guida speciale, gli è arrivata la patente normale. Il certificato è stato rilasciato correttamente, ma
ha ricevuto la patente a casa era una patente normale che impedisce a una persona di comprare una macchina con l'IVA al 4%. Sono stato costretto alla fine, per riuscire a prendere il mezzo e a trovare la possibilità di avere più indipendenza, essere un po' più autonomo e mantenere quella poca dignità che rimane alle persone disabili con gravità, ho dovuto alla fine acquistare la macchina. È stata comunque una mia scelta con l'IVA al 22%. Una volta acquistata l'auto, poi le modifiche da effettuare per poterla guidare sono tutte a carico di Daniele, perché nella sua certificazione di invalidità riconosciuta all'80% manca la postilla che riconosce alle disabilità gravi agevolazioni fiscali anche importanti. Ci troviamo impaltanati in questa burocrazia che di sicuro non aiuta le persone con difficoltà gravi, che lottano ogni giorno per riuscire a integrarsi dentro la società, che non ti aiuta effettivamente, perché sei praticamente abbandonato a te stesso e devi lottare anche con queste difficoltà, oltre a quelle che hai già. In Italia ogni secondo vede 2-3 metri quadrati di suolo cementificato, più di 20 ettari al giorno e oltre 7.000 ogni anno, dati che non possono non fare riflettere su clima e inondazioni, temi trattati l'altra sera a Santa Lucia di Piave in un incontro organizzato dagli agricoltori dell'ACIA di Treviso. Parte da questi dati la riflessione sul consumo del suolo nella serata organizzata dalla CIA di Treviso a Santa Lucia di Piave. È un dovere, l'agricoltura è il futuro, il territorio è il futuro e quindi certi aspetti devono essere ragionati anche con il confronto. E se il Veneto è la prima regione d'Italia per cementificazione, questi invece sono i dati dei maggiori comuni della Marca, con Castelfranco in testa e i suoi 55.600 metri quadri consumati nel solo 2023. Dati che non possono non far riflettere sul cambiamento climatico, ma soprattutto su allagamenti e inondazioni, conseguenza di un terreno che non assorbe più l'acqua, come racconta questa immagine. Dati presentati dal professor Paolo Pilieri, docente del Politecnico di Milano, che da anni combatte per la difesa del suolo. Non siamo messi assolutamente bene, noi continuiamo a cementificare. In Italia 7.254 ettari sono stati completamente cementificati, quindi sottratti alla produzione agricola. E purtroppo il Veneto è campione da questo punto di vista, quest'anno è medaglia d'oro di consumo di suolo, 891 ettari in un solo anno. Quindi Houston abbiamo un problema di non pianificazione corretta sia dal punto di vista urbanistico, che si continua a mangiare il suolo, e sia dal punto di vista della fragilità del settore agricolo, che continua a cedere terre disastrosamente e che non torneranno più indietro per la produzione alimentare, per la produzione di biodiversità, per la tutela dei valori ecologici. E molti non sanno però che il suolo è il primo regolatore del clima e non solo. Riteniamo che quello che sia importante è quello che noi mettiamo sul suolo, non il suolo in sé. È il più grande regolatore climatico che abbiamo sulle terre emerse, che è lui il produttore di cibo, che è lui a salvarci dalle malattie perché è il custode della biodiversità e così via. Conseguenze, secondo il professor Pilieri, di un'economia senza ecologia. Abbiamo vissuto oltre le nostre capacità, fondamentalmente abbiamo abusato ampiamente delle risorse e se continuiamo a fare questo, forse chissà, già i nostri nipoti avranno difficoltà. Quindi è evidente che dobbiamo avere il coraggio di immaginare una transizione ecologica che sia un cambiamento di stile di vita. Pubblicità tra poco con tutte le notizie da Treviso. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ripartiamo da Segusino con il presepe. Dei volontari dell'Associazione Parrocchiale Amici del Presepio stanno ultimando la tradizionale natività da esporre a Natale, questa volta anche a titolo provocatorio. Culle vuote, cucce piene. Una volta le culle erano piene di tanti bambini, oggi invece le culle sono vuote e le cucce purtroppo si stanno riempiendo sempre di più. E questo è il tema scelto per l'edizione 2024 del tradizionale presepe artistico di Segusino, facendo proprie le parole di Papa Francesco, che aveva evidenziato come la società contemporanea stia vivendo un inverno demografico dovuto sia ad una forma di egoismo ma anche a incertezze economiche che potrebbero far preferire ai figli gli animali a quattro zampe. Si rischia di condannare la nostra società a restare orfana del futuro. Non è certo un condannare chi ama gli animali, chi ha animali in casa, ma è un sottolineare il messaggio che un animale, un cane amico a quattro zampe, non deve sostituire un figlio.
tutti noi abbiamo animali in casa, tutti noi anche amici per esempio abbiamo cani, abbiamo gatti, però le parole di Papa Francesco a nostro avviso sono state molto importanti, ovvero non bisogna fare in modo che un cane o un gatto sostituisca quello che è il nostro futuro in questo caso sono i figli. Nel presepio di Segusino, aperto tutti i pomeriggi dalla notte di Natale fino al 2 febbraio 2025, ci sarà questo confronto tra ieri e oggi, il nuovo e il vecchio, le nuove famiglie ricche di cani e gatti e le grandi famiglie di un tempo ricche di bambini. Ed è ai giovani che va un invito del presidente Stramare. Un appello che lanciamo è ai giovani, appunto, quindi rimanendo nel tema di quest'anno, ai giovani, venite a capire, a vedere il presepio artistico, venite a far parte di questa associazione, quindi le porte qui sono aperte, vi aspettiamo, perché comunque è una realtà che deve avere futuro e senza dei giovani rischia di non avere futuro. Dalle Natività ai Babbi Natale, quarta edizione della Christmas Run, andiamo a vederla insieme. 3, 2, 1 Quarta edizione e i babbi in città sono sempre più numerosi, a piedi, di corsa, mano nella mano, a bordo di un passeggino. È la festa del Natale in città, con una Treviso che si tinge di rosso per solidarietà. Advar, Città della Speranza e Stella di Marta saranno i beneficiari del contributo ottenuto dal ricavato della Christmas Run, che anche quest'anno ha raccolto un successo incredibile. A benedire la corsa non competitiva per le vie della città, 5 chilometri in tutto il percorso, è il sindaco Mario Conte, che quest'anno ha scelto di fare da spettatore, ma ha salutato così i suoi babbi. Sembra una frase banale, che sia un Natale sereno, però recuperiamo la serenità in famiglia, con gli amici, con le persone, spegniamo i telefoni e viviamo le emozioni, quelle vere. Buon Natale a tutti e grazie. Una festa per tutti, la Christmas Run, a partecipare anche i bimbi di pochi mesi e i nostri amici a quattro zampe, famiglie, gruppi di amici, tra i babbi anche il vice sindaco Alessandro Manera, che non ha mai fatto mancare la sua presenza. Una piazza dei signori mai così gremita di persone, ma anche di buoni propositi e sentimenti autentici. Chiediamo solo felicità, serenità e salute e di essere tranquilli, di vivere un po' tranquilli. Tanta pace, che tutti ci vogliamo un mondo di bene e stoppa la guerra. La pace, felicità e amicizia. La cosa più principale, la serenità per tutti. Che le guerre finiscano, perché c'è troppa confusione. 2025 chissà sia molto migliore. La pace. Lo sport, partiamo dal rugby, dove il Benetton ha colto un'importante vittoria in Champions Cup contro gli inglesi del Bath, una vittoria per 22-21 al Cardio Palma, arrivata all'ultimo minuto davanti ai tifosi di Monigo. Dopo la sconfitta per 28-0 sul campo di Clermont, i Leoni cercavano un importante riscatto in Coppa contro gli inglesi, supportati oggi da un numeroso blocco di tifosi arrivati a Treviso dall'Inghilterra. Vittoria che è arrivata dopo aver sofferto una rimonta degli avversari che aveva messo paura ai tanti tifosi bianco-verdi. E siamo al calcio con il Treviso che continua al momento positivo, battendo al Tenni il Braia Lignano per 3-1, tutti i gol nel secondo tempo, biancocelesti in vantaggio con Burato al 16° della ripresa, 7 minuti dopo il pareggio degli ospiti Ciriello, ma in 3 minuti il Treviso raddoppia e allunga con Nunes su rigore ancora Burato per il punteggio finale. E restiamo in tema di calcio con le immagini della serata di ricordi organizzata da Dino Caramella a Villorba. A ritrovarsi sono proprio le vecchie glorie del Treviso Calcio per salutare lo chef che dopo 55 anni va in pensione. È il Treviso Calcio degli anni 70, prima della grande illusione della Serie A e soprattutto culla di grandi protagonisti del calcio italiano internazionale. Volti di giocatori e allenatori che hanno deciso di ritrovarsi in quello che era una sorta di clubhouse alternativo al rugby, il ristorante da Dino a Fontane di Villorba. Quasi un covo per giocatori, tecnici e allenatori biancoazzurri e non, come testimoniano queste foto, che raccontano oltre mezzo secolo di storia trevigiana.
E i giovani di ieri si sono riconosciuti tra le rughe di oggi, in abbracci fraterni che hanno ricongiunto vicende che dal tennis si sono riversate in tutto il mondo calcistico, come per Giancarlo Pasinato, al Treviso dal 1974 al 77. E poi sono andato a Ascoli, sono andato a Milano, Inter Milan, sono tornato ad Ascoli e alla fine Cittadella ancora. Oppure Gianni De Biasi, che ha veramente portato il calcio trevigiano da Sarmede in tutto il mondo. A Treviso sono andato all'Inter, ero in camera con Mazzola, quindi per uno di Sarmede che va in camera con Mazzola è una delle cose più semplici del mondo. Dopodiché ho fatto una lunga carriera, sono stato alla Reggiana, sono stato al Pescara, sono stato al Brescia, al Palermo e poi ho chiuso il cerchio tornando a Treviso nell'88 se non ricordo male, e dopodiché ho cominciato poi l'avventura da allenatore. Ma l'allenatore ho allenato in tantissime squadre, a Modena li ho portati dalla C alla A, sono stato a Ferrara e li ho portati dalla C2 alla C1, sono stato al Torino e abbiamo vinto il campionato di Serie B primo anno di Cairo, poi sono stato al Brescia, ho allenato Roberto Baggio l'ultimo anno della carriera di Robby Baggio e poi ho fatto l'Albania che ho portato all'Europeo e sono stato in Azerbaijan per 3 anni e 4 mesi. Ma c'è anche chi al Treviso ha dato la sua meglio gioventù. Prima squadra del Treviso, dove ho fatto 354 partite, che sono quello che ha fatto più partite di tutti, in pratica ho record. Io sono il capitano, difatti credo di aver portato la fascia da capitano per parecchio tempo. E poi c'è chi dopo un giro immenso è tornato al primo amore come allenatore. Sono partito, sono andato ad Avellino Atalanta, Atalanta Spal Bari, Verona, Cesena e qualcun altro che mi dimentico. Poi sono passato a fare l'allenatore perché il calcio era nel sangue, nel cuore e nella testa. Ho fatto il Treviso, ho fatto il Lecce in Serie A, ho fatto il Cesena in B, ho fatto il Brescia, ho fatto il Messina. Una rimpatriata organizzata da Vanni Moscon, anche per ricordare con un brindisi chi non c'è più. Zambianchi, Nico, De Bernardi, Giuriati e Frandoli, che sono stati, specialmente il Nico, il capitano, è stato il pilastro di questa squadra insieme al presente qui Silvano Colusso. Un applauso a Dino. Un incontro ma anche un saluto a chi da 55 anni ha accolto queste nuove leve del passato. Già mi emoziono per vederli, e c'era gente che non vedevo da 40 e più anni. Comunque ne ho approfittato per questo evento, prima di tutto per salutare, questi sono tutti figli miei, non so se mi spiego. Dino che a fine anno chiuderà questa esperienza di fornelli e palloni. E purtroppo è arrivato il momento e basta, perché se no comincio a emozionarmi, c'ho il groppo qua. Lo storico di Antenna 3, il tema della droga è tornato in questi giorni di grande attualità a Treviso, anche se scorrendo i nostri notiziari si ripropone ciclicamente e sempre come segno di forte disagio giovanile. Lo sottolineava nel 1990 Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, nella sua prima visita a Treviso, ma soprattutto nell'incontro con la città Palazzo dei 300 che vi proponiamo nella nostra consueta rubrica della domenica. Ha esordito in un silenzio di tomba. Su di lui gli sguardi di oltre 1000 studenti accorsi da tutta la provincia di Treviso e in paziente attesa da oltre un'ora. Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, oggi a Treviso per parlare di droga, non li ha certo traditi. Muccioli, lo ha detto lui stesso, non si sente un politico. È anche per questo che forse i suoi discorsi sono andati dritti al cuore. Come per esempio quando ha ribadito: sul problema droga non vengo a dirvi di avere la verità in tasca, ma certezze sì, soprattutto sui motivi che spingono un giovane a non amare la vita e quindi a drogarsi. Muccioli lo ha detto con convinzione: nei giovani bisogna infondere i veri valori e ideali di vita, rivalutando soprattutto la famiglia, che è la cellula più preziosa di formazione della società. Sull'attuale contrapposizione di pensiero fra la liberalizzazione delle droghe e una presunta volontà repressiva, Muccioli così si è espresso: liberalizzare o reprimere, dove sta la verità? Nell'educare e cambiare una cultura,
lassista, per ritrovare una cultura impostata sui valori e sulle responsabilità. In questo tipo di cultura la droga non può aver spazi. Siamo preparati? Se vogliamo sì, sta a noi prepararci, la nostra coscienza e le nostre responsabilità morali e sociali. Vedo moltissima adesione anche da parte dei giovani. Si lasciano educare i giovani? Ma se gli adulti danno ai giovani una giusta guida, i giovani, se questa guida è giusta, razionalmente e moralmente la seguono. È intanto di ieri la notizia che la Corte di Cassazione ha completamente assolto Muccioli dalle accuse di aver usato metodi coercitivi nel recupero di giovani tossicodipendenti. Ma io ho sempre creduto nella magistratura e non possiamo lasciarci disorientare da giudici che senza basi, in senso umano, sociale, cristiano, occupano posizioni nelle strutture pubbliche, scuola, magistratura. Ovviamente questi non ci daranno un servizio, ma eserciteranno un potere per divulgare la loro cultura e in queste posizioni di responsabilità si nasconderanno perché queste posizioni di prestigio li affrancano dalle loro insicurezze. È ripartita la rubrica dedicata ai vostri presepi, vi ricordiamo di inviarci le immagini delle vostre natività con dei video di almeno 20 secondi realizzati tenendo il telefono in orizzontale. Utilizzate il numero di telefono che vedete in questo momento in sovraimpressione per inviarceli. E per la rubrica Il tuo presepe questa sera vi facciamo vedere le creazioni della famiglia Segato di San Cipriano di Roncade, la suggestiva natività realizzata nella grotta di un bosco a Guia di Valdobbiadene da Filippo e il nonno Benvenuto Cesco, il presepe di Giuliano Lucchetta di Follina e quello di nonna Silvana e i nipoti Nathan, Ryan, Zoe e Summer a Bibano di Godega di Sant'Urbano. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, come sempre, c'è il meteo. Arrivederci. Auguri, buone feste dalle famiglie Segato de Vinto. Tantissimi auguri per un sereno e felice Natale da Giul o Giul di Follina.